Nuovo appalto per il servizio di nettezza urbana per Rapallo e Zoagli, coinvolti 66 lavoratori. Quale tipo di contratto verrà applicato? Abbiamo scoperto un incontro avvenuto il 14 di gennaio che l'azienda che è entrante, che si chiama Aprica e che è diretta espressione della A2A Lombarda, e intende applicare il contratto delle cooperative sociali, almeno per una parte consistente dei lavoratori. Questo cosa implica tecnicamente? Tecnicamente implica innanzitutto una riduzione immediata del salario di almeno il 30%, ma soprattutto la perdita della garanzia del posto di lavoro. Un domani che ci sarà una nuova gara non avranno più il diritto del posto, chi arriverà potrà anche lasciarli a casa. Questo crea un precedente perché stanno tentando di infilare nel settore le cooperative sociali. E applicare il contratto delle cooperative sociali significa, soprattutto per le lavorazioni meno professionali, significa abbattere il costo del lavoro, fare dumping contrattuale, cioè vincere le gare con un ribasso sapendo poi di non rispettare il capitolato. Abbiamo già dichiarato lo stato di agitazione e se non verremo ascoltati dichiareremo lo sciopero. In una prospettiva di carattere nazionale noi intravediamo uno spacchettamento di quello che è il settore dell'igiene ambientale. Quando fino ad oggi noi siamo riusciti a mantenere tutto insieme, vengono separate le lavorazioni, dalla raccolta alle manutenzioni alla pulitoria. Noi chiediamo che i comuni e gli enti si facciano promotori verso le stazioni uniche appaltanti affinché nelle gare di appalto vengono inserite le clausole sociali ed in particolare l'applicazione dei contratti di riferimento dei settori diciamo dell'appalto stesso. Perché valutate come estremamente grave quanto accaduto a Rapallo? Innanzitutto perché è discriminatorio applicare un contratto differente allo stesso settore e allo stesso settore merceologico e nella fattispecie a quella parte di lavorazioni che da sempre sono state riconosciute come un po' svantaggiate, ovvero lo spazzamento stradale. Riteniamo che sia grave innanzitutto perché vengono a mancare proprio a livello normativo e contributivo delle indennità e degli istituti previdenziali che non verranno pagati ai lavoratori. Quindi riteniamo che sia veramente diciamo anche umiliante.